per l'anticipo di Belli, che va a calciare subito col mancino. Già un intervento deciso da parte di Nagy, che riparte, ma c'è Borges in anticipo. Noci Bisceglie, Pelletteria, kick off. Ortega con la puntata e ancora Nagy, doppio intervento. Raggiocata anche la Coppa dell'Under 19, mentre Ortega con una finta mette in mezzo poi per Lusileia e c'è il gol dopo 1 minuto e 40 secondi. 1-0 il gol dopo 1 minuto e 40. Adesso Belli che fa la barba alla traversa. Davvero una bella conclusione da parte della giocatrice di origini siciliane, quindi una sorta di derby del cuore per lei. Lavora un gran pallone la numero 12, poi non si intende con Ortega Lusileia. Adesso Rebe con la sua tecnica, poi Burkan in mezzo per Peghe, che riguarda il Montesilvano, è stato di Lusileia. Poi un pericolo corso, ma adesso Dincecco che mette dentro il 2-0. Mario Lovo che lascia intanto Ortega in mezzo per Guidotti e l'indietro per Belli, un'azione bellissima, salva Iwamura sulla linea di porta. Un passaggio intanto in profondità per Otmani che sbuca lì dalle parti di Sestari, che con la mano ferma è già Capitan Dincecco. Ancora Dincecco in mezzo per Borges che va a calciare, Nagy in tuffo. Insieme ad Amparo va a perfezionare il disimpegno, ma arriva da quelle parti Palermo che calcia e sbaglia un rigore in movimento. Cecco, ultimo minuto di gioco, anzi ultimi 40 secondi, le finte di Amparo, il calcio, il gol, autogol di Burkan. Anche fortunato in questa circostanza il Montesilvano dopo il doppio passo ubriacante da parte di Amparo. Belli all'indietro in scivolata per Antonacci che deve liberarsi del pallone, rimette in mezzo, arriva Rebe, poi Otmani fuori. Guidotti, sale la pressione di Palermo, si libera poi lo spazio per Guidotti, il triangolo che si chiude, il pallone che arriva a Lusileia, all'indietro per Ortega, dal limite dell'area può calciare, è un'azione bellissima. Era sicuramente una partita difficile per il duo. Intanto il palo di Belli per il duo, dicevo, Azzolin Chimento. Guidotti in percussione, vince 2 contrasti. Guidotti allarga poi per Lusileia e si chiude la difesa del Ragusa, difesa da Nagy. Ancora Ortega di testa, Otmani, arriva poi Borges che va a calciare, piega le mani a Nagy, arriva Diodato sulla respinta, rientro di Sestari e adesso la conclusione di Burkan che arriva poi dalle parti di Iwamura. Trifalli, Borges per Diodato, la chiusura, arriva Nagy, poi Diodato ancora in possesso della sfera. Testa Borges, Diodato, altro scambio perfetto con Borges, taglia il campo verso destra, Borges va a calciare, la mette all'angolino. Una conclusione chirurgica per il 5-0 verso le biancazzurre. Ancora Amparo mette in mezzo per Borges, doppietta ravvicinata, il tocco di Borges, pallone recuperato da Rebe. Adesso Otmani ancora per Rebe che si porta via il pallone, Antonacci interviene bene, poi sta per fischiare l'arbitro, tutto pronto, va Rebe, calcia e c'è il gol della bandiera. Pallone recuperato però ancora da Amparo per Sciascio che va a calciare, la ribattuta di Santini in mezzo ancora per Sciascio, alto il pallone, non torna però la spagnola per intervento di Amparo, poi Rebe di nuovo con la punta e arriva Antonacci 2 volte sull'intervento. La giocatrice che sta crescendo con il Montesilvano, Sciascio al centro per Belli, il tocco con il tacco, controllo con la suola, poi al centro ancora per Sciascio, contropiede del Montesilvano, ancora Sciascio in mezzo, numero di Sciascio incredibile, poi il gol con il mancino. Che cosa ha fatto Aida Sciascio?